Sottorete ci porta vicino a un lago, siamo a Castelnuovo del Garda per le finali degli Open Circuito Veneto. 2 settimane di gioco, 220 tennisti impegnati in 2 distinti tabelloni, maschile e femminile, tutti in campo con un solo obiettivo: conquistare l'edizione 2016 dell'Open organizzato dal GT Castelnuovo del Garda. A spuntarla tra tutti Marco Pedrini e Chiara Quattrone, che in 2 set hanno avuto la meglio rispettivamente su Jacopo Marchegiani e Carlotta Sartori. L'alfiere del CT Bologna, classifica 2-2, accreditato della 7ª testa di serie, ha piegato in finale la testa di serie numero 5, Marchegiani, in forza al CT Reggio, col punteggio di 6-2-6-2, dopo aver sconfitto nell'ordine Andrea Dall'Asta in 3 set, Simone Cremona e Giovanni Orsoni, senza nemmeno scendere in campo in semifinale per lo stop di Marcon, fermato da una distorsione al ginocchio. Siamo con il vincitore del torneo, Marco Pedrini. Marco, oggi sembravi averne di più del tuo avversario, c'è poco da fare. Sì, oggi sì, la sentivo molto come partita perché le finali sono sempre importanti e si sentono particolarmente, quindi mi sono detto di partire a 1000 subito dall'inizio, onde evitare poi flessioni, quindi dall'inizio sono partito subito, ho visto che lui era un po' in difficoltà, faceva un po' fatica, sono andato avanti per la mia strada e per fortuna ho portato a casa abbastanza agevolmente. Sì, perché dopo un primo set che possiamo definire facile, nel secondo insomma qualche fatica in più l'hai fatta. Dai. Ma sì, ho vinto 6-2, poi stavo 1-0 con break, lui si è ripreso bene, ha giocato 2 buoni game e lì mi sono detto di stargli attaccato perché poteva salire anche lui e sarebbe stata un'altra partita. Ho tenuto duro e ho chiuso poi 6-2 anche il secondo. Sì, si è vista la pressione proprio punto su punto nel secondo set. Sì, per forza, sì, anche perché io se mi deconcentro poi esco dalla partita e magari 2 o 3 game li regalo, quindi ero molto attento a non fare questo errore, mi sono concentrato veramente punto su punto ed è andata bene. Marco, a te il lago di Garda piace, c'è poco da fare, insomma d'estate sappiamo che tu poi giochi part time, definiamolo così, la tua estate sul lago di Garda la passi? Ma sì, io gioco part time, gioco praticamente tornei solo d'estate, essendo di Brescia, poi passo l'estate sul lago di Garda, quindi ci sono un sacco di tornei nel bresciano, nel veronese, sempre sul lago, quindi uno dietro l'altro li gioco tutti e qualcuno ne ho vinti, 3 mi sembra quest'estate, e quindi anche la forma ovviamente è abbastanza notevole perché giocando tutte le settimane tanti match mi sento bene, ecco. In campo femminile invece la spuntata Chiara Quattrone, 2-4 di Cesano Maderno, prima testa di serie del torneo, brava a superare 6-3, 6-4 Carlotta Sartori, numero 2 del seeding, in forza alla Verona. La Quattrone nel torneo aveva messo in fila Martina Cagliari e Aurora Zantedeschi, costretta al ritiro in semifinale dopo un solo set a causa di un infortunio. Grandissima la soddisfazione della Quattrone dopo la vittoria veronese. Sì, sono felicissima, sto ancora un po' tremando per l'adrenalina degli ultimi punti, però molto contenta, sì, davvero. È stato un match tutt'altro che semplice, insomma, che è chiuso in 2 set, però è stata una partita con scambi lunghissimi, un sacco di vantaggi. Sì, alla fine è finita 6-3, 6-4, però lei è davvero ostica perché non tira fortissimo, però muove davvero bene la palla. Fargli punto non è facile perché arriva all'ultimo, ti tira al passante, a me che piace venire a rete, è stata dura, ci è voluta tanta pazienza, sono molto contenta. Lei oggi però rispetto a te sembrava un po' più stanca, cercava l'ombra più spesso, allungava un po' i suoi tempi sul servizio. Sì, onestamente non ho visto le sue altre partite, magari sono state un pochino più lunghe. Io ieri ho approfittato di un match in cui alla fine del primo set l'altra ragazza si è ritirata, quindi ho giocato comunque un set, ho fatto la mia partita, però ovviamente non mi sono stancata tanto. Probabilmente lei magari ha giocato di più, comunque fa caldo, è umido, può essere anche per quello. Ascolta, è la prima volta che vieni dalle parti del lago? No, questo torneo è tanti anni che lo faccio, penso il primo di essere venuta qua 5 anni fa, gli ultimi 3 anni l'ho sempre fatto e è anche sempre andato bene, quindi diciamo che ci sono delle belle sensazioni qua. Allora ti aspettiamo l'anno prossimo per difendere il titolo. Va bene, dai, facciamo così, va bene. Un torneo di prestigio e storia, l'Open del GT Castelnuovo, che di recente ha trovato un nuovo slancio grazie all'arrivo di una dirigenza giovane e piena di progetti.
Siamo con Alessandro Zendrini, vicepresidente del GT Castelnuovo, una società che ha una trentina d'anni ma che negli ultimi anni si sta rinnovando e sta pensando veramente al futuro. Sì, diciamo che noi siamo un nuovo direttivo che è 2 anni che è in carica, stiamo pian piano lavorando sull'innovazione della scuola tennis, sul portare avanti un torneo che comunque ha 26 anni, che nel corso degli anni continua a crescere come qualità di gioco e come numero di giocatori. E siamo all'interno di un contesto che ci permette di avere delle strutture che pian piano crescono e sono moderne proprio perché è un contesto importante. Gli impianti sportivi qua sono nati intorno ai primi anni 90, infatti il circolo tennis una volta era da un'altra parte, si è spostato qua assieme agli impianti sportivi. Parliamo proprio della struttura, no? Perché abbiamo visto tra l'altro anche campi da beach volley, altre strutture a fianco, campi da calcio, ma per quanto riguarda il tennis su quanti campi potete contare? Noi al momento abbiamo questi 4 campi, di cui 2 coperti in struttura fissa e 2 all'aperto, e c'è la possibilità come spazi di avere anche un futuro un altro campo che potrebbe andare limitrofo a questi, però bisogna un attimo vedere con le esigenze degli altri sport. 4 campi, 2 coperti, la situazione è ottimale per ospitare un torneo con oltre 200 iscritti, ma quello 2016, che torneo è stato? E a livello femminile le classifiche più alte, ma già anche l'anno scorso era la 2.4 comunque, che portano a livello femminile un ottimo livello di tennis. Invece a livello maschile siamo arrivati a avere i 2-1 che quest'anno, martoriati dagli infortuni, uno ha dovuto dar forfait in semifinale perché si è fatto male al braccio, l'altro si è fatto male nella partita precedente, però comunque sono arrivati in fondo i 2-2-2 che sono tennisti di altissimo livello, un torneo che comunque a livello di qualità e di performance tecniche offre bellissime cose da vedere. E noi ci teniamo comunque a mantenere un livello alto, ci diamo da fare tutto l'anno per riuscire a racimolare quelle poche cosine che ci permettono di fare questo torneo. Quindi possiamo già parlare di una nuova edizione nel 2017, se possibile con tennisti ancora più forti. Allora, sicuramente l'Open verrà mantenuto anche per il 2017, stiamo vedendo se riusciamo a fare un Open con ospitalità in modo da attrarre giocatori ancora più alti di classifica. Vediamo, tutto dipende vista le situazioni, da quanto si riesce a recepire. Allora, diciamo che guardate al futuro con ottimismo. Certo, assolutamente. Se nelle 2 settimane a cavallo del Ferragosto l'attenzione del GT Castelnuovo è tutta rivolta all'organizzazione dell'Open, durante l'anno il gruppo tennis lavora alacremente per far crescere la sua scuola. Siamo con Andrea Cardinali, direttore sportivo del GT Castelnuovo, parliamo proprio della scuola tennis, della vostra società, quanti ragazzi avete e soprattutto qual è oggi il livello? Allora abbiamo 95 ragazzini, sono ragazzini che vanno dai 5 anni, ne abbiamo molti dai 5-6 anni arrivando ai 14-15. Abbiamo ahimè pochi agonisti perché c'è stato proprio il cambio generazionale, sono arrivati molti piccoli e sono usciti grandi che si sono dedicati allo studio. L'obiettivo dunque è crescere queste nuove leve e sperare che un domani diventino professionisti e scelgano proprio il tennis come vita. Certo, noi speriamo ce la mettiamo tutta per insegnargli le regole del tennis, il modo di comportarsi specialmente sui campi, che per i ragazzini imparare già dall'inizio a non urlare, non fare delle scene magari così sgradevoli è importante. In più abbiamo il maestro che quest'anno organizza una squadra di bambini e insomma, ecco, cerchiamo pian piano di riprendere a portare questi ragazzini verso l'agonismo. Ecco. Quindi l'anno prossimo vi vedremo anche a campionati a squadra? Sicuramente sì. È una certezza, mi sono imposto insieme al maestro di almeno fare una squadra di ragazzini per fare poi i campionati a squadra. Anche perché questo può essere da stimolo, immagino, per chi comincia a giocare a tennis e invece di dare solo 4 colpi su un campo, insomma, può provare a mettersi alla prova soprattutto con avversari diversi dai propri compagni di società. Certamente, noi abbiamo sperimentato quest'anno tante amichevoli con altri circoli in modo di far vedere qual è insomma il discorso delle partite e abbiamo avuto un buon riscontro dai ragazzini, per cui contiamo insomma di fare anche più di una squadra se riusciamo.
Siamo con Davide Sandrini, assessore allo sport del Comune di Castelnuovo. Un appuntamento, questo dell'Open qui al tennis, ormai consolidato da oltre 20 anni e tantissimi tennisti che scelgono di venire a Castelnuovo. Sì, sicuramente la location di Castelnuovo del Garda è una location che invita gli atleti ma anche le persone, i cittadini interessati a venire a Castelnuovo per vedere questo torneo, che è un torneo di alta qualità, è un torneo che si è nel corso degli anni proposto come uno dei migliori tornei della provincia di Verona. Ed è un torneo che offre anche la possibilità, vista la collocazione di Castelnuovo, di giocare sia a tennis, provare a vincere un torneo, ma anche di godersi una buona vacanza. Sì, diciamo che la nostra zona, quella di Castelnuovo del Garda e quella del Lago di Garda, è vocata anche a questo genere di turismo sportivo e anche naturalistico, senza dimenticare il fatto che la zona di Castelnuovo del Garda è la zona dei parchi, dei grandi parchi di divertimento nazionale. E nella zona dei parchi il GT Castelnuovo sorge in quello che è già stato ribattezzato il Parco Sportivo, un posto ideale in cui giocare a tennis ma anche trascorrere qualche ora in serenità, come conferma lo stesso vincitore del torneo Open, che a Castelnuovo è arrivato con tutta la famiglia. E al di là del torneo c'è la possibilità di vivere un'esperienza particolare. Certo, assolutamente, io non ero mai stato qui, è sempre perché a Ferragosto ero sempre via con la famiglia, è stato il mio primo torneo qui, ero venuto solo a Garland o a Caneva, a Castelnuovo, ed è stata una bella scoperta, non mi aspettavo un centro del genere perché campi da tennis, fuori, dentro, campo da calcio, bar, giochi per i bambini, infatti mia figlia stamattina più che guardare me giustamente si è divertita sui giochi, e quindi nonostante sia così grande è anche tranquillo come posto, quindi è un piacere giocare senza dubbio. Diciamo che potresti tornarci anche l'estate prossima. Ah sì, sicuramente, se poi va così come è andata quest'anno, sicuro.